È il Canton del Gallo, ecco, dopo che gioca a palla, dopo non so dalle altre parti. E ora lanciamo un appello ai nostri amici che mi ascoltano, che se qualche altro canton famoso delle vostre bande, scrivime, mandate le mail, mandate i fax e noi altri con il nostro esperto Luigi Nardo vi risponderemo la prossima volta. Grazie Luigi del collegamento, se vedremo domani con un'altra parola dimenticata. E stiamo ritornando nuovamente in studio, ecco qua, nella nostra situazione ottimale. E andiamo a vedere cosa che voi impignata. Cosa voi impignata. Questa qua è una notizia importantissima per noi del nord-est, perché dice che il vino rosso frena la morte delle cellule. Infatti, una buona notizia finalmente per noi del nord-est. Secondo una ricerca, il vino rosso slunga la vita e ritarda la degenerazione delle cellule nervose. La scoperta è stata fatta da alcuni ricercatori della Enoteca abruzzese su alcune cavie volontarie, 1 e 2, venete e soprattutto furlane. Ascoltami. Dalla Francia arriva anche la conferma di una ricerca fatta dall'Istituto Enologico di Bordeaux, il quale dice che chi beve vino è manco soggetto a infarti rispetto agli astemi. Ah, vero? Sì. Ma mi è fatto un altro grosso qua, ne metto un'altra bossa. Non ti basta, non ti è un tasso alcolico che se ti fa cose ti trova che ti sei da tappo, signor Ma sei che te benedetto che fa me? Ma sì, ma non bisogna eccedere. Perché io mezzo litro. Si imbriaco la sera alla mattina, avanti, andiamo con le notizie appena pescate. Naturalmente che avevo pescato una notizia sensazionale perché si riferisce alla nostra rubrica che ecco questa settimana non abbiamo ancora da farla. Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Alla ricerca dei politici, delle personalità che sono ormai scomparse. Torna la nostra rubrica Chi li ha visti, che tanto successo che ha avuto e tanti casi si riuscì a risolvere, anche abbiamo risolto tanti casi. Oggi ci occupiamo di Carlo Bernini. Chi è che si ricorda? Carlo Bernini? Chi uno si ricorda? Già presidente della regione, già ministro, già indagato per Tangentopoli, già assolto. Già assolto? Già fatto? Già. Doveva essere già. Dove sei il nostro Bernini? Cosa fa? Che compagnie frequenteo? Sei ancora così potente? Tante domande che ne tormenta, tante curiosità. Non riusciamo neanche a dormire la notte, assillati da questi pensieri. Per cui lanciamo il nostro appello, aiutiamo a ritrovare Carlo Bernini, diciamo cosa che fa, dammi notizie, noi altri poi le trasmetteremo e le diffonderemo. E naturalmente a Bernini che dedichiamo la nostra maglietta. Ciao Mitto, Ciccio qua, ciao là. Purtroppo il tempo stringe. Quando il tempo stringe fa mai. Ed è venuto il momento di salutare i nostri cari amici dando le notizie e le previsioni del tempo per domani. Velocissimi per domani, non che c'è problemi e il mio meteo, il mio strumento dice che domani piove. Sicuramente piove. sarà Piove. Scravassa. Vedete che siamo quasi. Comunque tanto è il tempo e cui i signori fa quello che vogliono. Ciao a tutti, ciao da Bronza. Ciao da Quarta. E Fregole. Ciao. Fetto a baia. No, passo la pubblicità occulta. Fetto e boe. Buonasera a tutti quanti, a quei da Drio e a quei davanti. Un altro giorno, sempre in compagnia con altri De Fregoe. Care fregolotte, cari voglio fare un scioppetone. Cari fregolotti e care fregolotte. Allora, per i nostri appassionati, per i nostri cari, diciamo, amici che ne segue tutti i giorni, ormai che avrà scoperto, che avrà capito che è successo sta roba importantissima, che Fregoe viene copiata dai programmi Mediaset. E infatti la prova lampante che il giorno 30 un inviato speciale di Striscia la Notizia si andrà ad intervistare
l'assessore Saia in merito a una notizia che non altri che avevamo già da molto tempo prima. Il 30 di ottobre Zendà striscia, noi altri che avevamo data ben quanti? 30 giorni prima, ben il 1° di dicembre. E un'altra notizia importante, un'altra che abbiamo avuto ospite per tutta quanta la settimana scorsa, chi? Glenn White, che sta ospite giovedì scorso a Meteore di Italia 1. Dopo, in coppia, Roberto ormai qua in coppia, anche con pubblicità è culta naturalmente, ne accorge esatto. A scoprire qualche se a nostra pubblicità è culta, anzi se qualcuno di voi altri ha scoperto cosa che stiamo guardando, messi in verigo la lingua, cosa che stiamo pubblicizzando, ne lo dica esatto. E noi altri vedremo a pubblicizzarlo. Allora andiamo avanti subito con le notizie del giorno, fresche di giornata, clamorosa rivelazione dopo le spie del KGB. KGB, no? KGB, pare KGB, che KGB? Dopo le spie del KGB, atomica sovietica in Italia. La denuncia viene da un deputato americano che sostiene che durante la guerra fredda sconta in Italia una bomba atomica che non si è mai stata trovata, sarebbe ancora attiva, capisci? Lanciamo quindi un appello, la bomba potrebbe trovarsi anche in Veneto. Facciamo vedere un'immagine di come che potrebbe essere la bomba. Ecco, la bomba potrebbe essere così, più o meno potrebbe essere così. La devi mettere naturalmente, non sei che potevi vederla così, devi mettere già in mezzo a una seccia di caviale. Quindi l'odore potrebbe aiutarvi, esatto. E sei immersa in una seccia, veramente una botte di vodka ucraina. Se qualcuno crede di averla individuata, puoi chiamare qua no altri subito, qua a Fregue. Ed è sempre pronta una squadra di artificieri in grado di disinnescarla in pochi minuti. A bomba che aveva, robe da matti. Ascoltami una roba. A proposito delle robe da matti, diria Gentilini. È il nostro amico Gentilini. È il nostro grande autore. Funerali a tempo prefissato. Un'altra idea di Gentilini che una che ne pensa e sento che ne fa. Ordinanza del sindaco di Treviso. È il nostro migliore autore che ultimamente è particolarmente attivo nel campo delle pompe funebri. Vi ricordate che anche l'altra volta, ne facevo tutti e pompe funebri. Dopo essere stato a un funerale, l'amico Gentilini è stato a un funerale, essersi ciucciato 2 ore di predica da parte del parroco e se tornare in comune infuriato come un toro e il gadetà una ordinanza che impone alle cerimonie funebri la durata massima di 1 ora. Infatti Elise che di fronte alla morte si è detto di quanti compagni, che ha detto Gentilini, aboliti i funerali di prima e di seconda classe, avanti, tutti quanti in classe turistica, altro che poche ciacque dentro la busa e tutti casa tutti, io che frego. Allora, andiamo avanti, sì. Sono qua ancora, sto qua. Cosa succede? Cosa vuoi? Cosa che vuoi? Sentivo l'odore del gas, sono venuto qua. Come fai a sentire l'odore del gas? Ma tutti quanti qua su sta cucina capita, se una settimana non va bene niente, non va bene. La prevenzione innanzitutto qua, la prevenzione. Cos'è sta roba qua? Cos'è sta roba qua? Qua c'è il manometro, vedi come funziona, c'è il manometro. Spiritoso il manometro. Pensavo c'è la cucina e stava a rompere il cazzo. Mi raccomando, fate sti lavori qua in silenzio che non andiamo a lavorare qua, a lavorare no. Dobbiamo lavorare, non ti può perdere noi, roba anche. Subito con le notizie spazzatura. Andiamo con le notizie spazzatura. Spazzatura, ecco le notizie spazzatura. Onte che fa fastidio. Siamo uomini o vitelli? Siamo un vedei, guarda, sicuramente. Siamo uomini o vedei, vi traduco. Vedei, il famoso vedei after. Dopo il piercing e gli anelli taccati ogni parte del corpo, dopo il tatuaggio adesso arriva una nuova moda, si chiama sacrificazione. Oppure branding. Che roba è che non si capisce? Sarebbe l'incisione con la meterusine. La meterusine? Se ti incidi a carne con ste lamenti, oppure te fai un marchio a fuoco su a pe, come si fa qui vedei? Insomma, i psicologi, i studiosi dicono che si di fare queste robe qua perché ha bisogno di comunicare con l'esterno. Iscrive sul corpo perché non sa come comunicare. Non sa come comunicare. Ma rega, è che un cellulare si tosi! Così impara a comunicare con l'esterno? Ma è che
Ha segnato il Nobel ignobile per la pace. Questa è una notizia importante, dia con calma. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato del Nobel ignobile per la fisica. Sì. Adesso invece si sta a segnare anche il Nobel ignobile per la pace. Si tratta di un riconoscimento che viene dato dalla Università di Harvard negli Stati Uniti a chi si distingue in modo negativo nella ricerca. Allora, il contro-Nobel, insomma, sto anno è il Nobel ignobile per la pace, si sta assegnando a 2 inventori sudafricani. Cosa che hai fatto? I quali hanno inventato, diciamo, un antifurto un po' particolare. Un antifurto? Sì, un antifurto per automobili che consiste in un lanciafiamme inserito nella portiera della macchina come optional. Cioè, praticamente come non è che il ladro, diciamo, il mora subito sul colpo. Comunque può diventare sicuramente cieco e insieme con tutti quanti i vicini che si presenti nel raggio di 50 metri. Se brucia tutto. Infatti pare che il dispositivo sia già in vendita con grande successo. Scusa, ma ne ha venduto praticamente un numero esagerato. Ma quanto? Ma tanti. Un smerdato. Un smerdato. Ma gli dà il Nobel per la pace, sto qua. Sì. Come sei a pace, scusami? Cioè, io gli ho dato il Nobel per la pace, invece il ladro sta in pace. Il Nobel per la pace. Andiamo subito invece con le nostre notizie dedicate alle robe vecchie della volta, in particolare col collegamento che abbiamo attivato con un esperto della questione che è la nostra mummia. È il nostro Vater. È il nostro... No, scusa, è il nostro Vater. È un grande scrittore, a parte di scherzi, che ha scritto tantissimi libri, si chiama Luigi Nardo. Professor Nardo, come siamo messi stasera? Stasera siamo messi bene. E vedo un pochettino una fiera scorrente. Sì. No, dico un po', sarai Lucci forse. Sarai Lucci, sarà un busetto su stomaco. Ah, ecco. E ora mi viene in mente una roba che potrebbe tirare su. Sì. Quando che non avevi ancora inventato il tiramisù. Che era il castagnaccio. Il castagnaccio. È il naccio. Era una specie di polenta, sì. Invece che mettere la farina di polenta, che metteva la farina dei castagni. Smischiava tutto, veniva fuori una cosa. Cioè, ma si aspirava o si ciucciava? Oh, ecco, questo si mangiava. Dopo che c'era delle confezioni che adesso si chiama pack, boc, una roba così, sì. In bustina. Fuori dalla scuola praticamente vendeva queste bustine? No, fuori dalla scuola. Fuori dalla scuola vendeva altre robe. Altre bustine. Altre bustine. Altre bustine. Che c'era un busetto e una canetta. E ti aspiravi e ti veniva sul castagnaccio in polvere. Come a coca? Siccome era una cosa un po' piuttosto lunga, sì. Andava a finire che ti buttavi via la canetta, te vergevi la bustina e te lo lecavi. Lecando diventava un po' duretto e ora te lo mangiavi. E anche chi era generosi io dava agli amici avuto e care. E ora non saremo avuto e care che diceva? Sì, caro, avuto e care e ora tutti che dava Lecadina. E questa era la dimostrazione che i rapporti sociali andavano molto meglio adesso. Ma non era forse malattie che adesso. Grazie a Luigi Nardo per averne spiegato cosa che era il castagnaccio, che ormai non c'è più, non si trova più in giro da nessuna parte. È naccio. Il naccio sì, si trova ancora. A Combai mi dice chi fa di gran castagnacci quando è la festa dei castani. Quindi liofilizza i maroni là, i famosi maroni dei Combai, viene liofilizzati e se ciuccia il naccio. Anche non so se siamo velocissimi, la settimana scorsa che avevamo chiesto di dirne cosa che era sto strumento qua. Esatto. E noi avevamo detto che era un schicciapatate e nessuno che aveva indovinato. Esatto. Invece che aveva risposto una persona e i signori... Sì, diciamo che qua a casa nostra nel Veneto viene usato anche come schicciapatate. Però in altre regioni e soprattutto in Emilia Romagna questo attrezzo viene usato per fare i passatelli romagnoli. Ecco, erroneamente che abbiamo detto che era sbagliato, invece se è giusto... La famiglia Pompei di Padova riceverà, anzi di Noventa Padovana, riceverà
in omaggio una maglietta dei Bronze. Poi nostre scuse, esatto. Andiamo avanti con notizie. Cosa bolle in pentola a convegno gli antimaghi? Ecco, settimana scorsa a Padova si riunito gli antimaghi per cercare di demolire alcune vecchie credenze. Sì, toe, armari, comodini. Cosa dito? Credenze le popolari, sui segni zodiacali, per esempio, e svegliare i trucchi degli illusionisti e fenomeni paranormali. Naturalmente mi dissocio assolutamente da questa notizia, anche perché ai maghi che credo, sono un frequentatore dei maghi e soprattutto il mago specializzato nella lettura degli snarocchi. Tarocchi, questo è Narocchi. Cioè, sono andato da sua che era una situazione che tipo che capio era una situazione un po' particolare e era cotto per terra. Cotto per terra? Sì, cotto per terra. Crudo sulle pareti, do 3 specche, specche delle mie brame. E quando so entrare nella stanza del mago, sora del tavolino del mago, che era una bea baia. Una bea baia grande. Sì. Come quelle che io contameti destra. Invece noi altri andiamo avanti con un'altra notizia, l'ultima notizia, siamo ormai in chiusura. Trovati sotto un cipresso in cimitero 230 milioni. Erano di una vedova che, non fidandosi deba anche neanche del suo materasso, e che aveva sconti tacca la lapide del suo marito sepolto al cimitero di Treviso. Infatti una sua vicina di casa ricorda che dice sempre al marito col gera vivo: te sia il tesoro, tesoro nel vero senso della parola, anche da morto, altro che non subito. Allora, siamo alla fine. Halloween, gran mania di Halloween sto anno. Una festa resa popolare in America e quasi desmentirà invece le tradizioni popolari, che voi nel stesso periodo la festa di San Martin. Sì. E conosco sacchetti, cari fiori di San Martin. Io sono andato a ricordare la festa di San Martin che si svolge tra pochi giorni, e per esempio a Venezia fa anche sto dolce fatto del biscotto, così di quanti cioccolatini e caramelle. Quindi ricordatevi della festa di San Martin. Noi difesa siamo in chiusura e dobbiamo senz'altro salutarvi, non senza darvi le previsioni del tempo velocissimi, che domani abbiamo detto che domani praticamente domani è bello, piove, ma tanto è il tempo, è il cuore, è il fiori, fa quello che vuoi ori. Ciao a tutti da Bronze, da Querta e Frego. A domani sera. A domani. Più che una mummia mi sembra. Che la spizza te la levi, avanti, vegna, Ale! E io avevo coraggio da dire che femo pubblicità occulta. È vero. Buonasera a tutti quanti, a quei da Drio e a quei davanti. Buonasera a tutti, naturalmente noi siamo di fare pubblicità occulta apposta. Sfidemo Striscia la Notizia a capire di che pubblicità che si tratta, e anche a voi altri ascoltatori. De cosa stiamo di fare pubblicità? Non si sa. E allora, fa anche bene. Allora, questa settimana che abbiamo scoperto e che abbiamo comunicato a tutti quanti i nostri cari appassionati quello che si è capitato, quello che è successo. Striscia nega coppia. Infatti Striscia arriva con ben un mese di ritardo rispetto alla nostra notizia che sta divulgata e trasmessa ben il 1° di ottobre, e ha fatto un servizio di 30 minuti, un mese dopo. E anche il nostro ospite. Anche gli ospiti, Meteore mega coppia l'ospite, Glenn White, sta arrivati una settimana intera, ieri ci aveva tolto. E dopo le nostre. Camminare, il ritorno
la prossima settimana, Tosi, altre rivelazioni ancora più importanti. Siamo andati a ricerca e abbiamo scoperto delle robe veramente incredibili, cose che si devono fare striscia, E andiamo subito con le prime notizie. La prima notizia: 10 km di galleria al posto del passante di Mestre. Questa è una notizia veramente importante. Finalmente, dopo la sopraelevata, ecco il tunnel. Un nuovo progetto sta presentando in sti giorni per cercare di risolvere il nodo viario di Mestre. Adesso si è volta di una galleria di 10 km sotto la linea ferroviaria dismessa dei Bivi. E il costo è anche abbastanza contenuto, non costa neanche tanta schei, Roberto, costa appena 754 miliardi. Solo? Niente, si regala. Naturalmente i tempi di esecuzione non si neanche tanto tempo. Quanto tempo impiegherà? In 3-4 anni. Solo? Fa progetto. In altri 4-5 anni. Fa realizzazione? No, fa il progetto esecutivo. E in altri 7-8 anni. Ma quando lo fai? Praticamente, dato che non si passa con aretta, il pensare è ora di provare con un buso, un sotterraneo. Ma siccome siamo attaccati al mare, sarà di sicuro un buso nell'acqua. Irruzione della polizia al centro sociale Pedro. Dopo un'accurata indagine, le forze dell'ordine che trovai in mezzo ai gerani ben 3 piantine penanate di canapa indiana. La droga è un problema, che dichiarai Tosi del centro sociale. La droga è un problema serio. Non se che ne trova più in giro. E così a pensare di coltivarla in casa, anche perché robe fatte in casa, come si dice, è sempre più buone. Cioè, io ho detto che i poliziotti, voci circola, che i poliziotti si stanno mandando a colpo sicuro e si sta mandando si stanno a soffiare. Non so se guarda. La soffiata, sì, del circolo aspiranti del patronato Tacà al Pedro. Tutta invidia. Come si dice? L'erba del vicino è sempre più verde. Allora andiamo avanti con le notizie. Ma onte. E non avevo neanche avuto il tempo di lavarle perché la lavatrice si è rotta. Ancora con quello che mo paga. Cose intoccate delle mie con l'artigiano che poi fai lavoretti, pozzetti. A lavorare altro che. Siamo i professionisti. Calendari sexy, le casalinghe promuovono Sabrina Ferilli. Sembra aver centrato l'obiettivo è il calendario della Ferilli nuda e nada. Fedele, pare che sta Ferilli piace a tutti quanti, sia agli uomini che ai donne che anche ai gay. Perché, anche ai gay? Anche a tutti quanti. Anche ai gay? C'è anche a massa. Perché è il modello di donna solare e fedele che tutti quanti vorrei essere. Da un sondaggio fatto su mie donne di età comprese tra i 30 e i 60 anni. Perché ha fatto il sondaggio alle donne? Non puoi domandare agli uomini questa roba qua. Io volevo vedere se che donne. Mie donne di età compresa tra i 30 e i 60 anni si sta promosse solo che a Ferilli e la Barale. Mentre si sta bocciata l'Alessia Merz. Mi piace. Perché io ho detto che sei una tosetta rovina famiglie. Rovina. Una che non ha il senso del pudore. Sapete. Ma cosa adesso diciamo la verità. Sì. Cosa potremmo dire su sti calendari così un fia unti, un fia succinti? Se passa meglio le giornate tra tette e cuorate. Quanti calendari? Allora andiamo avanti con. Faremo anche noi altri un calendario del prossimo anno. Allora, una notizia fresca ma anche onta di spazzatura. Il buongiorno si vede dal sudore. Sì, si sente dal sudore più che si sente. Sì. L'ultima mania dei professionisti VIP è la palestra all'alba. Basta correre su e giù per strade a fare jogging, massa inquinamento, basta col fitness. Adesso la moda è suare. Alla mattina prima di andare al lavoro, una bella sauna, una bella suada nel bagno turco, oppure fango de boio spalmato sulla schiena. E poi avanti, via in ufficio. Per forza. I sua prima, perché non sua dopo, capisci? Per non suonare.
Adesso chi è che io va a dire? Chi è che io dice ai metalmeccanici che 12 ore di suore in fabbrica se diventa un sport? Invece ragazzi, per le robe vecchie di una volta siamo all'ultimo appuntamento della settimana col nostro esperto. So che vi Dio molto, tantissime sta le email, tantissime sta le persone che ne ha scritto per Luigi Nardo, è il nostro professore, la nostra mummia del Ticchiero. È il nostro zombie del Porteo. Ecco qua che vedete. Ciao Luigi, te vedemo stasera in una veste un pochettino, te mi pari come un professore vero? Sono in chiusura. Ah, ti senti sto sarando. Sì, devi sarare. Ecco. Senti, cosa mi proponi oggi? Che parola mi proponi? Un oggetto, che veramente non si trova più. Cioè? È acerega. Come non si trova? È acerega no. Spieghiamo bene cosa sei È acerega e aveva i preti nel cocuzzolo della testa. E che serviva per far vedere che c'era preti. Che ho frequentato patronati, non ho mai capito quando e dove e come si facesse. Come è che faceva sta cena? No, c'è un detto che dice che si faceva con una panca brusa. Con una panca brusa? Sì, come il piercing, perché infatti aveva la forma di una panca, anzi più che altro di una particola, diciamo proprio, e doveva essere sempre bella bianca. Mi credo che si facesse tutte le mattine come a barba. Perché come cresceva i capelli intorno e andava persa. Luigi, qua che avevamo una diapositiva direttamente, perché adesso va di moda il cabello color carne, allora il nostro Remigio voleva dare dimostrazione che anche io... Era rovina di preti quando... È finta, non c'era finta. La cerega, grazie a Luigi Nardo che ne ha parlato della cerega. Vi ricordiamo tutti quanti che se vuoi avere altre notizie, queste robe vecchie di una volta, Luigi Nardo che ha scritto tantissimi libri, questo è l'ultimo, si chiama Ma quando penso a Padova, si può trovare tutte quante le librerie, questa qua è la copertina del dépliant illustrativo. Grazie a Luigi, ti aspettiamo un'altra volta, torna Luigi, anzi torneremo noi altri a trovarti con le nostre telecamere. Andiamo avanti invece con le nostre notizie. Con cosa boie impegnata, cosa boie impegnata. Allora, boie impegnata, una cosa importantissima, che è una novità per gli amanti del gioco. Cos'è tutto questo casino? È in arrivo il bingo, il bingo. Finalmente si sentiva a mancanza della nuova lotteria, dopo il lotto, l'Enalotto, il Super Enalotto, il Totocalcio, gratta e vinci, entro la fine dell'anno arriverà anche il bingo, per realizzare naturalmente i nostri sogni, i sogni più belli. Ma questo qua non si tratterà soltanto di un gioco, perché è un'operazione fatta per risolvere i posti di lavoro. Infatti verrà impegnati nel bingo e verrà impiegati ben 50.000 persone. Nuovi posti di lavoro. Certo, praticamente che sarà quei che ha menare baette, quel che vende i fasoi, quei che muove carte, insomma praticamente gli addetti al bingo. E naturalmente il gioco è strettamente legato alla nuova manovra finanziaria, perché permetterà al fisco di incassare ben 3.000 miliardi di miliardi di lire, praticamente un smerdale. Insomma, praticamente sto bingo sta lì nella tombola. È nato il bingo nella tombola. E chiama bingo soltanto per fare rima. Fa rima con cosa? Bingo bongo, anche stavolta te lo pongo. Chi che paga sempre Pandaron. Allora, notizie appena pescate dalla nostra redazione. Ecco. Pescare. Bella grossa una notiziona. Telefonini anche per cani e gatti. Ben due compagnie giapponesi. Guarda, questa qua non che posso credermi a sta roba qua. Eppure se vera. Chi si chiama queste notizie qua? È la nostra redazione. Ben due compagnie giapponesi sono in corsa per lo sviluppo dei primi cellulari per cani e gatti. Si sentiva il bisogno. Sì. Ultraleggeri, senza tasti, a forma decoare, con altoparlante incorporato e bidirezionali. Cioè il can o il gatto non solo riceverà la voce del paron, ma potrà anche rispondere con un bel...
E per la rubrica Chi l'ha visto? Chi sei che aveva visto? Quando prima parlavamo delle robe vecchie, adesso che abbiamo un vero e proprio reperto preistorico. Un tocco di antiquariato. Esatto. Perso ormai da anni, e gli era anni che ormai non si sapeva più niente. E stiamo a parlare di Carlo Fracanzani. Carlo Fracanzani, il Conte Rosso, guarda che bello, guarda che si era che anche questo. E il Conte Rosso della Bassa Padovana. Se può darmi un segnale dove che si andà, facine avere notizie, come stai o stai bene, cosa fai, se frequenta qualche dun. Tanti amici, tante persone ne hanno scritto per dare notizie di questo Carlo Fracanzani, che si sente veramente tanto ma tanto la sua mancanza. Mandami subito le vostre segnalazioni, noi altri vi daremo conto di questo. Anzi, volevo dedicare a Fracanzani la nostra maglietta di oggi, Can Magna Can. Siamo in chiusura anche oggi, vi ricordiamo. Siamo in chiusura anche oggi per questa settimana e pertanto l'appuntamento va rivolto a tutti quanti gli amici per la prossima settimana, per prossimo lunedì. Ecco, vi ricordiamo il nostro quiz sulla telepromozione.